Amici del Calcio a 5 collegati in diretta streaming sulla pagina Facebook di PMG Sport Futsal e su Repubblica.it, un buon pomeriggio da Andrea Martucci. Dopo l'ottima prestazione in casa dell'Acqua e Sapone, nonostante la sconfitta, Came Dosson di nuovo in campo con inizio della gara anticipata, come potete vedere, alle ore 16 rispetto agli usuali 18:30. È un altro scontro di altra classifica dopo quello di martedì, visto che gli uomini di Coach Roccia ospitano il Sandro Abate Avellino, attualmente quinta forza del campionato, proprio alle spalle dei bianco-blu. La formazione campana si presenta in terra veneta con tutta sostanzialmente la rosa a disposizione. Per quanto riguarda i padroni di casa, rispetto all'ultimo match, torna a disposizione Belsito ed è pienamente recuperato Ugherani, ancora squalificato Igor, mentre prosegue il recupero di Azzoni, che dovrebbe rientrare a disposizione di Mister Rocha verso la fine di febbraio. Gli arbitri di questa partita saranno Lorenzo Cursi di Iesi, Pasquale Marcello Falcone di Foggia, il crono affidato ad Alberto Volpato di Castelfranco Veneto. Ed ecco che entrano in campo le due formazioni. Per quanto riguarda la formazione ospite, vedete completo praticamente bianco, mentre consueta maglia casalinga per la formazione del Came Dosson, rivolti verso il pubblico, verso la tribuna del Pala Dosson. Il cambio di gagliardetti, l'abbraccio e le strette di mano tra i due capitani assieme appunto alla terna arbitrale, e quindi andiamo a leggervi subito le due distinte. Partiamo dalla formazione ospite. Col numero 22 abbiamo Moliterno, col numero 1 Vitiello, col 6 De Crescenzo, con l'8 Testa, con l'11 Bebetigno, con il 17 Gianluca, col numero 10 Abate, con il numero 9 Fantesele, col numero 29 Santoro, col numero 19 Iandolo, col numero 14 KK, col numero 18 Mello, con il numero 13 Assad. Andiamo a leggere invece la formazione per quanto riguarda il Came Dosson, o meglio diciamo la lista di giocatori quest'oggi a disposizione di Coach Roccia. Col numero 1 Pietrangelo, con il 2 Belsito, col 5 Anselmi, con l'8 Ugherani, col 9 Giuliatto, col 10 Juanfran, con l'11 Bonotto, con il 12 Ciapa, con il numero 15 Bertoni, col numero 20 Tiago Grippi, col numero 21 Murillo, col numero 22 Ditano, col numero 25 Azzalin e col numero 99 Daniel da Silva Ramos, autore nella scorsa partita del primo gol con la maglia della Came Dosson. È davvero tutto pronto per questo inizio di match, per questa giornata, il confronto tra la Came Dosson e il Sandro Abate Avellino. Il possesso di palla per la formazione ospite, che rispetto alla nostra telecamera attaccherà da sinistra verso destra. Vediamo che c'è il capitano numero 10 Abate sul punto di battuta assieme a un altro compagno. È pronto per quanto riguarda la Came, ed ecco l'inizio del match con la battuta iniziale appunto della formazione del Sandro Abate Avellino. Il possesso di palla, però il tentativo di recupero con il pallone che finisce verso la nostra parte sul muro. Tiago Grippi, Giappa, Tiago Grippi, ancora per Murillo, Bertoni, lo scarico sulla destra per Giappa, circolazione di palla da parte della Came, pallone all'indietro che arriva Pietrangelo, lungo rilancio con i pugni l'estremo difensore del Sandro Abate, poi c'è un batti e ribatti con il pallone che poi finisce direttamente sul fondo. Prima fase di studio di questi primi 40 secondi
di partita, con il rilancio con le mani verso Murillo da parte di Pietrangelo, pallone per Giappa e il tentativo di sinistro, e poi con l'uscita di Moliterno, intervento di due tempi da parte dell'estremo difensore della formazione ospite. Poi ancora la grandissima staffilata di Tiago Grippi e il grandissima risposta da parte del numero 22 Moliterno, che si mette subito in luce, si è messo subito in luce in questi primi 52 secondi di gioco. E poi un pallone che calciato di sinistro a Murino, attenzione, a parte il contropiede di Alessandro Abate, la chiusura di Tiago Grippi, può ripartire di rimessa la Came, però troppo lungo il pallone di Giappa verso Murillo. Guardano i due giocatori e il pallone comunque finisce tra i piedi della formazione campana. Mello, il pressing alto, ancora l'uscita del numero 18, l'anticipo ancora della Came e poi il tentativo immediato con Murillo che mette il pallone in fallo laterale, ma l'ultimo tocco è stato di Pontasele. E dall'altra parte ancora una volta Moliterno che deve intervenire e deve dare questa nuova opportunità in fase d'attacco alla Came Dosson, che in questi primi 90 secondi di partita ha l'intenzione di mettere pressione sugli avversari. Bertoni carica a destro, però ha anticipato, attenzione a questo intervento da parte di Diana Luca con Pietrangelo in uscita a mezza via, ha colpito male il pallone il numero 17 con la traiettoria che è andata a finire sul fondo, ma ottima occasione anche per la compagine verde-azzurra che ora ha la possibilità, aveva avuto la possibilità di passare in vantaggio. Poi attenzione che c'è Giappa, Murillo, il pallone per Murillo, attenzione, e poi c'è Giappa che per poco non trova la porta e il pallone finisce sul fondo. Altra grande occasione, collezionati tantissime occasioni in questi primi 2 minuti di gioco da parte della Came Dosson, che comunque non è riuscita a sbloccare il risultato che rimane ancora sullo 0-0. Cade a terra, primo fallo della partita ai danni di Victor Rossi. Mello, il calcio di punizione a favore della formazione ospite. Con l'intervento da parte ora dei sanitari, c'è stato un problema, forse, ecco, sta perdendo sangue il giocatore, deve esserci anche l'aiuto, sta perdendo sangue dal naso il giocatore Mello, è caduto a terra male e adesso è costretto ad uscire Fantasele è costretto a uscire dal campo, dovrà essere asciugato il terreno perché è rimasto del sangue. Ovviamente viene preso uno straccio per pulire appunto sul parquet. Vediamo che tra poco ci sarà l'intervento anche del medico per capire meglio come intervenire sul naso del giocatore Fantasele, caduto a terra male, e quindi si riprenderà appunto con questo calcio di punizione. Parte la rincorsa di Melo, il sinistro, la risposta di Pietrangelo su questo tentativo con il mancino da parte del numero 18.
pallone che finisce in fallo laterale, nuovamente il tentativo di parte di Melo e il pallone poi finisce fuori dal rettangolo di gioco con la rimessa da parte della formazione del quintetto di Silvio Rocha. Murillo, sbagliato il passaggio questa volta verso Thiago Grippi. Sono passati 2 minuti e mezzo dall'inizio del match, si sono viste tantissime occasioni per quanto riguarda la Came relativamente appunto al periodo in cui si è giocato. Ce ne sono state almeno 2-3 di situazioni difficili da gestire per Moliterno, un'unica occasione importante per il Sandro Abate Avellino, e intanto si gira Ciappa, grandissima risposta ancora il Moliterno, però dall'altra parte il tentativo con la chiusura di Pietrangelo da parte di Abate, del capitano, e il pallone viene messo in fallo laterale dai giocatori della Came. Ancora una buona iniziativa della formazione ospite dopo che per l'ennesima volta Moliterno era intervenuto su una bella occasione, un bel tiro da parte dei giocatori bianco-blu, e se ne va via sul filo del fallo laterale Gianluca, però poi il campo finisce, il pallone recuperato quindi dalla Came. Lo scarico di Bertoni verso Thiago Grippi, lungo il rilancio, attenzione Ciappa, e questa volta colpisce male con il piatto del piede destro. La disperazione dietro la porta del presidente Zanetti, il presidente della Came. Risultato incredibilmente, dobbiamo dire, almeno per quello che abbiamo visto sino ad ora, ancora sullo 0-0. Mancano 16 minuti e 47 secondi al termine del primo tempo, ancora con il risultato bloccato. Rimessa laterale Bebetigno, pallone per Mello. Ancora possibilità di rimanere in zona d'attacco da parte della formazione ospite. Bebetigno, dall'altra parte ancora Mello, lo scambio tra i giocatori del Sandro Abate e Bebetigno. Si fa vedere Abate, pallone che arriva tra le braccia di Pietrangelo. Murillo per Thiago Bertoni, Bertoni si defila sulla sinistra, poi il tiro che viene intercettato da Gianluca. Dall'altra parte c'è la rete da parte di Thiago Grippi che la sblocca. Per Thiago Grippi si tratta della 18ª rete stagionale e passa in avvantaggio la Came, dobbiamo dire in modo meritato, visto quanto aveva collezionato in precedenza, quanto si era resa pericolosa di continuo la formazione di Silvio Rocha. Il tutto nato da una rimessa laterale da parte di Bertoni, e poi ha trovato lo spazio per infilare il pallone alle sporte di Moliterno Thiago Grippi, e quindi a portare in vantaggio per 1-0. Quindi questo è il risultato parziale di questo match a 15:50 dal termine del primo tempo, con il Sandro Abate Avellino che si è già portato nella metà campo avversaria per cercare di riequilibrare le sorti di questo incontro immediatamente. La rimessa laterale, pallone gestito da parte di Kakà, poi la possibilità di guadagnare terreno con questa rimessa laterale ancora a favore del Sandro Abate. Il tiro diretto verso la porta di Pietrangelo da parte di Assad, ancora però ha fatto buona guardia la fase difensiva della Came, che ora può ripartire ancora con Murillo,
Moliterno è costretto a ancora a fare gli straordinari in questo inizio di match. Sono quasi passati 5 minuti, ma davvero moltissimi gli interventi da parte del numero 22. Bertoni, il pallone che giunge al giocatore di esperienza della Came quando aveva già superato comunque la linea della rimessa laterale, rimessa quindi che viene affidata a Sandro Abate. Il pressing ancora alto di Murillo, che mette in difficoltà in fase di uscita dalla propria area di rigore da parte dei giocatori campani. Giappa per Ugherani che si è rimesso in forma, diciamo, dopo un problema fisico, dopo la convocazione con la nazionale. È entrato intanto in campo anche Daniel. Bel sito Daniel, bella circolazione di palla da parte della formazione della Came, e poi il destro da parte di Giappa col pallone che si è alzato sopra la traversa, di poco intervento non riuscito di Kakà su questo lungo pallone che era arrivato in area di rigore della Came. La rimessa con le mani di Pietrangelo. Ugherani poi rilancia per Giappa, era buono il tentativo, ma c'è stato l'intervento della difesa di Sandro Abate. Poi cerca di girarsi Kakà, guadagna l'angolo il numero 14 del Sandro Abate. E ci prova, attenzione, doppio intervento risolutore di Pietrangelo su questo tentativo di Mello, che dalla distanza, come di consueto, non ci pensa due volte a battere verso la porta avversaria il pallone. Tiago Grippi recupera subito la palla, la Came. Tiago Grippi per Belsito. Daniel, Tiago Grippi, parte di rimessa in velocità, ma già si è chiusa la difesa della Came, che interviene su Kakà e gli mette il pallone in rimessa laterale a favore sempre del Sandro Abate, che prova con Assad direttamente la rimessa laterale ancora una volta, però in questa occasione il pallone viene gestito da Bebetigno, dato all'indietro per Moliterno. L'anticipo di Ugherani ancora in possesso di palla. Daniel, il sinistro, e questa volta Moliterno non può fare nulla su questa bordata di Daniel, che segna il suo secondo gol con la maglia della Came Dosson a 13:22 dal termine del primo tempo, e quindi la panchina di coach Battista chiede immediatamente il time out. Rientrano in campo le due formazioni appena appunto
si era andato ad aggiornare nuovamente il risultato di questa partita tra la Came d'Ossona e il Sandro Abate Avellino, con la formazione di casa in vantaggio per 2-0. Il primo marcatore è stato Grippi, il secondo è stato Daniel. Si riprende quindi il gioco col possesso di palla della formazione ospite. L'intervento di Ugherani per non far andare avanti l'azione degli avversari, il pallone che finisce in rimessa laterale. Ecco qui De Crescenzo, pallone non gestito bene ancora una volta dalla Sandro Abate, che ha sciupato questa occasione in fase di costruzione per portarsi in avanti pericolosamente dalle parti di Pietrangelo. La rimessa laterale, Tiago Grippi, Ugherani subito in velocità sulla banda, il pallone scorre veloce ma non riesce ad raggiungere Daniel. Ottimo l'impatto in questo campionato, è arrivato diciamo nel mercato invernale il giocatore con la maglia numero 99. Ovviamente una prima partita a cui è servito l'inserimento e poi martedì scorso il primo gol e oggi già un altro, quindi già a quota 2 il pivot inserito nella rosa di Silvio Roscia. Ugherani, buono l'aggancio nonostante il pallone datogli al compagno non fosse, così facile da gestire, e nel frattempo gli arbitri vedono un fallo ai danni di Belsito e quindi c'è il primo fallo da parte del quintetto ospite, quando al cronometro segnano 12 minuti e 30 secondi al termine del primo tempo. Belsito, Ugherani, il pallone aveva dato la sensazione che fosse entrato in porta. Ugherani si è trovato in difficoltà in questa occasione con Kakà. Per fortuna della Came d'Ossona, il numero 14 non ha trovato lo specchio della porta ma semplicemente l'illusione del gol col pallone che era andato a finire nella parte posteriore della rete. Il risultato che rimane quindi sul 2-0. Positivo l'inizio già dei primi secondi della partita da parte della Came, ancora difficoltà da parte di Alessandro Abate. Daniel cade a terra, guadagna il fallo su questo intervento falloso, se non andiamo errati, del numero 6 De Crescenzo, che sta parlando ora con l'arbitro. Non è molto convinto il giocatore del quintetto di coach Battista, ma si riprenderà quindi con una punizione da una posizione favorevole per gli uomini di Roscia. Vediamo Murillo sul punto di battuta, un po' più distante Tiago Grippi, sul secondo palo si è portato Juanfran e dall'altra parte Belsito, vedremo se sarà lui a calciare, e invece Tiago Grippi, ma c'è l'intervento risolutore su questo pallone di Gianluca, del numero 17. Parte questo ulteriore tentativo della Came con la sfera gestita da Bettigno, non fa passare il pallone la fase difensiva della Came. Gestione all'indietro del pallone, ecco Kakà, De Crescenzo all'indietro, circolazione di palla da parte questa volta, e ancora una volta vediamo guadagna angolo con questo tentativo da parte di Kakà. La formazione del Sandro Abate Avellino. Pietrangelo è costretto ad uscire dai propri pali per mettere fuori il pallone.
Assad, De Crescenzo, il tacco verso ancora il proprio compagno di squadra con la maglia numero 3, ma è sbagliata questa iniziativa del giocatore del Sandro Abate e quindi pallone regalato alla Came. Pallone lungo, non riesce ad arpionare il capitano della Came, il giocatore e difensore argentino torna indietro. Sono intanto passati 9 minuti da questo inizio della partita. De Crescenzo, attenzione perché c'è Bebetinho che prova ad andarsene via sulla destra, il pallone in mezzo, la chiusura della difesa della Came Dosson. De Crescenzo, pallone recuperato per un attimo da Thiago Grippi che guadagna la rimessa laterale sul successivo intervento. Juan Fran si alza di più, il pressing questa volta del Sandro Abate, poi c'è il pallone calciato alto, troppo alto da Moliterno, lo spedisce sul soffitto, rimessa laterale a favore della Came. Thiago Grippi per Juan Fran, tunnel su Gianluca e c'è però l'impossibilità da parte del giocatore spagnolo di continuare l'azione. Rimessa laterale con la gestione di Fantasele, Bebetinho, Fantasele, ancora il numero 17 Gianluca con Assad che ha provato a portare in avanti il pallone, ma l'intervento di Murillo fa sì che il pallone finisca in rimessa laterale. Riparte ancora, almeno questo è il tentativo Avellino, pallone troppo lungo per De Crescenzo e sostanzialmente è passato il primo quarto di partita con il risultato di 2-0, ma ci prova ancora una volta Giappa che costringe Moliterno con le due mani a mettere il pallone sul fondo. Abbiamo visto che in questi ultimi minuti è cresciuta l'intensità in fase d'attacco della formazione ospite, ma ancora pericolosa rimane l'iniziativa della Came che prova a chiudere questa triangolazione e a rubare il pallone con Murillo. Juan Fran, ottima la giocata di Juan Fran, poi di puntone il pallone che finisce in rimessa laterale a favore della Came Dosson con Giappa per Thiago Grippi. Giappa, Thiago Grippi, Murillo, solito lancio con il pallone che è finito verso la nostra postazione. Juan Fran, la rimessa in gioco ancora a favore della Came. Murillo, l'anticipo riuscito e la ripartenza quindi da parte del Sandro Abate con questo sinistro di De Crescenzo messo fuori da Bertoni. Vediamo se si tratta di rimessa laterale, infatti è così, con De Crescenzo che va a raccogliere il pallone, poi dalla distanza Bebetinho ci prova, anzi si tratta di Gianluca. Juan Fran, il pressing su di lui da parte di Bebetinho, del numero 17, che si porta anche in avanti per dare un po' di problemi a De Crescenzo, e poi dall'altra parte questo rimpallo che stava per favorire la Came Dosson, si fa male ad un braccio De Crescenzo e quindi ci sarà sicuramente l'aiuto del fisioterapista, invece no, invece si rialza da solo, anche se sta toccando ancora la mano il numero 6 del Sandro Abate, e ci prova, come era già successo prima a Daniel nell'occasione del suo gol, a colpire Moliterno, a dargli problemi. Questa volta è attento l'estremo difensore, come in questo caso. La girata
gli applausi anche del pubblico di casa per questa bella girata da parte di Mello, davvero un bel gesto tecnico del numero 18 della formazione ospite, tutto solo, libero. Gianluca avrebbe avuto la possibilità di gestire al meglio questo tiro, ma il pallone si alza sopra la traversa. Dall'altra parte il colpo di testa di Gianluca, che ora lascia il posto al numero 8 Testa. Ha giocato per diversi minuti Gianluca, ora deve un po' rifiatare. Daniel, il pallone all'indietro per Murillo, esce alla grande da questa situazione Daniel, e poi c'è il pallone toccato da Mello, e anche quindi si era uscito, e la rimessa in gioco è ancora a favore della Came Dosson. Tutto questo quando mancano 8 minuti e 09 al termine del primo tempo, con il risultato di 2-0. Giappa per Daniel, e passaggio troppo laterale per Murillo, che non riesce a mantenere il pallone in campo. Si alza intanto il volume della tifoseria di casa. Pietrangelo, ottima visione di gioco per anticipare in uscita la corrente Mello. Bertoni, Daniel per Bertoni, cerca di far scorrere il pallone, all'indietro il passaggio per Pietrangelo, rilancio lungo, sostanzialmente ributtato il pallone fuori dall'altra parte, e quindi può riprendere il gioco con Mello. Mantiene il pallone in campo Testa, ma solo per un attimo. Sostituzione anche nelle file della Came, esce Murillo, rientra Tiago Grippi, autore della prima rete di questa partita. Pietrangelo cerca di servire subito il proprio compagno, poi dall'altra parte tentativo lungo a cercare il numero 14 Kakà. Giappa, Daniel anticipato da Mello a 7 minuti e 13 al termine del primo tempo, con risultato di 2-0. Daniel torna un po' indietro, sul cerchio centrale del campo c'è anche Tiago Grippi, poi come al solito rimessa laterale per il giocatore più vicino da parte di Bertoni, il sinistro di Daniel che esce, ribattuto Daniel, il tocco di classe con la suola della scarpa del giocatore portoghese, pallone colpito di testa e dato a Testa, cerca di incitare i propri giocatori. Battista cerca di dare l'ulteriore vivacità in fase d'attacco in questa situazione da sfruttare ovviamente per Avellino. Vediamo a chi arriverà, ecco l'esterno destro, e poi successivamente ancora sulla ribattuta Kakà ci riprova e guadagna nuovamente angolo a 6 minuti e 48. Ovviamente il Sandro Abate Avellino cercherà di accorciare il più possibile le distanze prima di andare negli spogliatoi. Altro angolo a favore della formazione ospite sull'ennesimo tentativo da fuori di Mello, pallone intercettato da Bertoni, e questa volta provato direttamente verso la porta. L'ottima chiusura della Came. Daniel cade a terra, ma l'arbitro dice che è tutto ok e ci prova per l'ennesima volta Mello dopo che era stato recuperato il pallone da Avellino. Pietrangelo ancora per Mello, ma questa volta non controlla bene il pallone con il piatto destro e rientra in campo Gianluca. Ancora Mello, sempre che interviene alla grande, è lui che deve
difendere e poi è spesso lui, il numero 18, a calciare dalla distanza verso la porta difesa da Pietrangelo. Ugherani, Tiago Grippi, Ugherani, passaggio per Bertoni, troppo defilato sulla sinistra questa traiettoria. Arrivano comunque gli applausi da parte del pubblico di casa per questa costruzione in attacco di Ugherani, che non ha trovato Bertoni. Riparte dalla propria tre quarti su indicazione dell'arbitro sul punto in cui dovrà essere battuta la rimessa laterale. Parte il count, altissimo il pressing della Kame, che recupera subito il pallone, e Giappa, il tentativo di pressing anche comunque con Kakà dall'altra parte del Sandro Abate. Ottima la chiusura e intanto si prende il giallo su questo intervento falloso su Ugherani. Il numero 8 Testa, ammonito quando mancano 5 minuti e 50 secondi al termine della prima frazione di gioco. Intanto viene messa una benda sulla mano di De Crescenzo, che si era fatto male in precedenza. C'è il calcio di punizione che viene attuato da Tiago Grippi, che prende una bella rincorsa, ma vedremo se ci sarà ovviamente un passaggio a qualche compagno. Infatti è così. Ugherani, e poi prova l'esterno sinistro il numero 20, ma non trova la porta avversaria. Rimessa laterale per Avellino. Gianluca, pallone troppo lungo per Testa, che fa segno comunque che va tutto bene al compagno Ugherani. Di fronte a lui c'è proprio l'altro numero 8 della partita, ovvero Testa. Giappa, che lotta con Gianluca. Sono due giocatori che vanno su Giappa, o Gianluca o Mello. Ecco, vedete intanto Mello che lascia il campo al numero 3 Fabiano o Assad, a seconda se si vuole mettere o l'uno o l'altro nome. Belsito prova a mettere in mezzo, attenzione, Ugherani avrebbe avuto la possibilità di battere immediatamente verso la porta dell'avversario, poi ha cischiato un po' troppo e quindi ha perso la buona occasione per trovare la rete del 3-0 a 4 minuti e 50 dall'intervallo, con Gianluca che è in possesso di palla. Dall'altra parte Assad, Gianluca, pallone che stava per colpire cronoman di questa partita. Per quanto riguarda i falli siamo 3-1, diciamo 3 per gli ospiti, 1 per la Kame. Da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi né dall'una né dall'altra parte. Gianluca, pallone recuperato da Ugherani, vediamo il passaggio sulla destra per Tiago Grippi, su di lui due uomini. Belsito che colpisce, attenzioni, le parti intime dove non batte il sole, per così dire. Il povero Assad Fabiano è rimasto a terra dopo questa conclusione da parte del giocatore della Kame Dosson. Tutto questo a 4 minuti e 02 dal termine del primo tempo. Un primo tempo giocato bene dai padroni di casa, con qualche occasione collezionata
anche dalla formazione ospite, ma tutto sommato, per quello che si è visto, per il numero di occasioni dall'una e dall'altra parte, il doppio vantaggio della Came è assolutamente giusto. Si deve ancora riprendere il numero 3 Fabiano Assad, nato il 5 gennaio del 1980, vedete che è costretto ad uscire dal campo, magari un po' si debba riprendere. Sfera ceduta ovviamente da Gianluca ai giocatori della Came Dosson, che possono riprendere il gioco con Tiago Grippi. Bel sito per Daniel, all'indietro ancora per Belsito, Ugherani, l'intervento in fase difensiva da parte di Fantasele e quindi il pallone che viene restituito alla Came. Tiago Grippi, Ugherani che cerca di ricevere questo pallone ancora da Tiago Grippi, questa specie di lob di pallonetto. La chiusura e ritorna ancora in campo Mello, ha sempre pochissimo tempo per rifiatare il numero 18 in possesso ora di palla del Sandro Abate. Ancora iniziativa di Mello che ha cercato il servizio sul capitano Abate, numero 10 della compagine campana. Si riprenderà con una rimessa laterale, vediamo che c'è Belsito in avanti per Daniel, la solita chiusura di Mello, però poi c'è ancora Daniel in possesso di palla, scivola via molto bene da quella parte, andando via dall'intervento di Abate, però poi fa un po' di confusione la Came in questa occasione e quindi cede nuovamente il pallone alla formazione ospite quando mancano 180 secondi al termine del primo tempo. Pallone controllato da Gianluca e poi sparato via dalla difesa della Came. Sembra voler aumentare ancora di più, diciamo, in fase offensiva il ritmo la formazione ospite, e poi comunque sbaglia tutto con questo sinistro calciato da Mello a 2:46 al termine del primo tempo, con il risultato di 2-0. Pietrangelo con le mani per Belsito, Daniel, pallone che era stato colpito per lanciare Daniel da parte del difensore argentino. Sbagli sia da una parte che dall'altra in questi ultimi secondi di partita. Gianluca si fa vedere, il pallone riconcesso a Fantasele, Gianluca e Abate, il capitano non riesce a mantenere il pallone in campo. A 2 minuti e 29 Belsito salta a 2 avversari in mezzo a 3, porta a spasso tutta la difesa, diciamo quasi più di metà dei giocatori della compagine avversaria, e poi guadagna anche la rimessa laterale e viene chiamato il time out dalla Came Dosson quando mancano 2 minuti e 20 secondi al termine della prima frazione di gioco, e vedremo se la scelta tattica di Silvio Rocha è, come spesso accade, quella di mettere un giocatore di movimento proprio per chiudere in maniera più tranquilla difensivamente parlando questa fase finale del primo tempo. Spesso e volentieri abbiamo visto attuare questa situazione, vedremo se ciò accadrà anche qui, visto e considerato che si ripartirà con una rimessa laterale vicino alla porta del Sandro Abate Avellino.
ed ecco che in campo abbiamo, per quanto riguarda la Camme, Tiago Grippi, Murillo, Bertoni e Belsito. Si riprende il gioco con il pallone che è stato calciato malissimo, dobbiamo dirlo in questo caso, da Belsito, e però poi non è stato veloce Fantasele a riportare in avanti il pallone, quindi si ritorna alla situazione precedente. Non è stato ammesso il portiere di movimento, come pensavo potesse accadere in questa scelta tattica da parte della Camme Dawson, che riparte dalla propria metà campo con questo lancio lungo, e attenzione che il pallone finisce fuori proprio davanti alla nostra postazione a 1 minuto e 56 dal termine del primo tempo. Juanfran, Daniel, Juanfran, pallone che non viene mantenuto in campo da Bertoni. È qui alla nostra sinistra Battista, che concede la sfera al proprio giocatore, a Gianluca, ci prova Abate, Gianluca, su di lui il pressing di Juanfran, il pallone è ritornato tra le mani di Boniterno, ancora ci riprova ad andare via sull'auto di destra Fantasele, traiettoria troppo veloce, troppo lunga perché il numero 9 potesse mantenere in campo il pallone. Bertoni con i pugni, l'intervento di Pietrangelo su questa botta di Gianluca, sfera che ritorna tra le mani di Moliterno. Mancano 70 secondi al termine del primo tempo, un risultato che permane sul 2-0. Ricordiamo i due marcatori Grippi e Daniel. Bertoni, lancio, pallone recuperato da Murillo, però dall'altra parte subito Abate che ci prova fino all'ultimo in questi ultimi secondi del primo tempo. Ne mancano 48 per l'esattezza, e poi l'ottima risposta da parte di Pietrangelo su questa iniziativa della formazione avversaria. Sempre molto attento il giocatore della Camme. Ancora un angolo per gli ospiti, con Gianluca sul punto di battuta. Vediamo il pallone all'indietro per il solito tentativo dalla distanza. Questa volta è stato Assad a provarci con la risposta di Pietrangelo. Assad ancora, e intanto arriva il gol. La accorcia alle distanze Gianluca, che è intervenuto sul primo palo con questa girata e porta il risultato sul 2-1 a 33 secondi dal termine della prima frazione di gioco. E se l'intento era quello di accorciare le distanze, come vi dicevo poc'anzi prima di andare negli spogliatoi, c'è riuscito Gianluca proprio qualche istante fa, e quindi il risultato si aggiorna e si porta sul 2-1. Daniel ora sulle ali dell'entusiasmo ci prova ancora la formazione ospite con Abate. Mancano 12 secondi al termine del primo tempo. Si è alzato anche il volume, diciamo, sonoro della panchina, che vuole attenzione in queste fasi finali, anche in fase difensiva da parte della propria squadra. Il risultato che è appunto di 2-1, Grippi Daniel, e poi qua sul finale del primo tempo Gianluca, il numero 17, è riuscito
ad accorciare le distanze prima dell'intervallo, intervallo che arriverà tra pochissimi istanti con il suono della chiusura del primo tempo, appunto con il risultato di 2-1, e ci risentiremo ad inizio ripresa.
Sta per iniziare la ripresa del match tra la Came d'Ossona e il Sandro Abate Avellino qui al Pallo d'Osson. Il risultato è di 2-1, ricordiamo i marcatori. Dopo 3 minuti e 44 secondi la rete di Grippi, il raddoppio dei giocatori di casa con Daniel dopo 6 minuti e 38 secondi, e nel finale di frazioni a circa 33 secondi dal termine Gianluca ha accorciato le distanze e quindi appunto il risultato ora è di 2-1. Un primo tempo decisamente importante per quanto riguarda la Came d'Ossona per il numero di occasioni costruite, e la forza del Sandro Abate Avellino è stata quella di crederci fino all'ultimo per accorciare le distanze prima dell'intervallo. Attenzione, perché nella scorsa partita a casalinga sostanzialmente la Came d'Ossona aveva subito 2 gol proprio tra il primo e il secondo tempo, e anche in questo caso vediamo che la squadra avversaria dei bianco-blu stanno cercando subito di proseguire la partita sulla falsariga della conclusione del primo tempo. Si sono già gettati subito in avanti con ora questo tentativo, questo colpo di testa provato da Kakà. Dall'altra parte Giappa prova il pallone alla corrente, Bertoni, e c'è la panchina del Sandro Abate contenta per l'approccio che i propri ragazzi hanno avuto in questo inizio di ripresa, in questi primi 40 secondi di questo secondo tempo. Pallone che arriva per Moliterno, lungo il rilancio, si abbassa Muririo per fare in modo che la traiettoria del pallone finisca direttamente in rimessa dal fondo con le mani, il lungo rilancio verso Murillo che è partito dalla propria linea del fondo. Il numero 21 non è riuscito ad agganciare il pallone, e quindi azione che viene costruita attualmente da Fantasele. Aggancia molto bene la sfera di Gianluca e costringe Bertoni a metterla subito fuori. In campo per la Came vediamo Giappa, Bertoni, Belsito e Murillo. È proprio quest'ultimo a recuperare il pallone. L'ottima fase break di Victor Melo, che stava per recuperare il pallone. Sempre onnipresente il giocatore del Sandro Abate Avellino, sicuramente uno dei giocatori che sta interpretando al meglio questo match tra due delle squadre che stanno giocando la possibilità di piazzarsi al quarto posto in questa regular season per cercare di attuare al meglio poi quelle che sono le situazioni della post season, la seconda parte della stagione. Fantasele, tutto solo il tentativo e la chiusura di Bertoni. Aveva cercato il numero 9 l'iniziativa personale, ed è proprio lui a battere questo corner. È proprio da un'azione simile che è arrivata la rete del Sandro Abate alla conclusione del primo tempo. Sul primo palo l'intervento di Gianluca, che è proprio lui che con le mani cede il pallone a Belsito. Murillo, pallone che si alza a campanile, messo giù da Giappa, e per Belsito ci prova di destro dalla distanza, ma ci vuole ben altro per dare preoccupazioni a Moliterno. Gianluca, Kakà questa volta non gestisce il pallone bene, il pallone con piede destro. Murillo, Belsito sbaglia il passaggio verso Giappa,
dall'altra parte la chiusura di Bertoni e poi c'è ancora Giappa. Bel sito, cerca di saltare l'avversario, cade a terra e si becca il cartellino giallo. Noi in realtà avevamo visto un po' un intervento sul piede del giocatore, sulla gamba del giocatore spagnolo. Secondo l'arbitro ha simulato bel sito e quindi si becca anche la munizione. Ammonito quando mancano 17 minuti e 51 secondi al termine della partita. Ricordiamo che era stato ammonito nella prima frazione di gioco per la compagine Campana, testa. Attenzione Gianluca, ancora la ottima chiusura difensiva di Bertoni, ancora colpito il giocatore del Kame e con Kakà che spara alto. Si chiude questa iniziativa della formazione di Campana e si riprenderà il gioco con la rimessa con le mani da parte di Pietrangelo per Giappa. Il contrasto, poi cede il pallone a Belsito, Pietrangelo lungo il rilancio, l'anticipo e si scontrano Victor Mello e Belsito. L'arbitro fa proseguire un semplice scontro di gioco, porta avanti il pallone Fantaselle, recupera Belsito, la sovrapposizione dall'altra parte di Murillo che calcia d'interno destro, esce Belsito, la rimessa laterale di Murillo. Thiago Grippi ci prova d'esterno, il pallone si alza sopra la traversa. Sono passati 2 minuti e 51 secondi da questo inizio ripresa, ritmo alto, alza troppo il pallone Victor Mello su questo tentativo di fare un pallonetto con Pietrangelo in uscita. Pietrangelo per Murillo, avanzamento che non riesce da parte di Murillo. Kakà e riparte Thiago Grippi, su di lui un intervento di Fantaselle, torna indietro ancora Thiago Grippi, Giappa per Bertoni, pressing sui portatori di palla ma esce bene per un attimo, forse c'è stato un tocco di mano da parte di Giappa che si becca anche la munizione per queste proteste. Il secondo ammonito tra le file 16 e 33, ammonito Giappa. Non si sentono, non sono magari importanti nella fase di una partita i cartellini gialli, però poi si accumulano e arrivano le squalifiche. Spesso e volentieri Giappa viene ammonito per proteste, diciamo anche forse inutili come in questo caso. Thiago Grippi in mezzo al campo ha cercato di allargare proprio sul numero 12 di cui stavamo parlando, della Kame Dawson, e successivamente pallone raccolto da Pietrangelo. Giappa cerca di spostarsi, si gira sull'avversario che lo stava tenendo, Gianluca. Le proteste del numero 17, poi si porta praticamente il pallone quasi dentro la porta Sad Fabiano e quindi costringe Moliterno
a mettere il pallone fuori. Intervento di Gianluca su questo tiro di Thiago Grippi, pallone che si alza, finisce fuori dal rettangolo di gioco. Partita molto equilibrata in questa fase del match. Bertoni, la chiusura ancora del solito Gianluca, all'indietro Gianluca, l'intervento, questa volta la rimessa in gioco è a favore della formazione della Came. All'indietro Murillo, Bertoni, circolazione di palla all'interno della propria metà campo da parte della Came con Murillo, il pressing di Gianluca, pallone successivamente dato a Giappa che lo smorza, lo mette a terra come di consueto, poi l'anticipo di Meglio che mette il pallone fuori in collaborazione con Assad. Il 18 e il 3 sono i due maggiori giocatori, diciamo, che stanno attenti molto alla fase difensiva della propria squadra. Bertoni, su di lui c'è Gianluca, spara sulla sinistra per Giappa deve fare attenzione a non perdere il pallone dato a Thiago Grippi col pitch di faccia, diciamo, Betigno, che poi cerca di andarsene via sull'auto di destra. La chiusura in fase difensiva, poi con un bel tocco prova a far proseguire la traiettoria del pallone Bertoni, ma nuovamente Gianluca che si dà da fare moltissimo in questa fase della partita per controllare l'iniziativa avversaria. Murillo, pallone recuperato, Victor Melo ci prova e sfiora davvero il pareggio. Daniel entra in campo, si batterà dall'altra parte l'angolo. Avrebbero voluto i giocatori del Sandro Abate Avellino di velocizzare questa azione, intanto appunto è entrato Daniel, anche Juan Fran. All'indietro Assad, Fabiano prova dalla distanza a 14 minuti e 57 al termine del primo tempo con il risultato di 2-1. Servizio di Pietrangelo per Murillo che sbaglia il passaggio e poi di puntone ci riprova e dall'altra parte viene messo a terra Juan Fran e si becca il cartellino giallo, il numero 3 Fabiano Assad, seconda munizione anche tra le fila della compagine campana quando mancano 14 minuti e 45 secondi, due munizioni per parte, un fallo commesso dalla formazione ospite, 0 dalla formazione locale e il risultato di 2-1. Thiago Grippi per Juan Fran, dall'altra parte per Murillo, centralmente per Thiago Grippi, ancora Murillo, mette a terra il pallone, c'è un tocco con la mano da parte di De Crescenzo e si becca anche il cartellino giallo. Il cartellino giallo a 14 minuti e 34 secondi. Si tratta del secondo fallo in questa ripresa, forse anche un po' troppo fiscale l'arbitro, comunque dal regolamento è così, e ha visto il pallone che è stato deviato con il braccio. Infatti, vedete che c'è anche una fasciatura sulla mano destra del giocatore col numero 6 per una botta ricevuta durante il primo tempo. Chiamata di Rocha, pallone all'indietro per Daniel, Juan Fran per Daniel, Thiago Grippi arma il destro, prova a mettere in pericolo la porta di Moliterno, ma il numero 20 non trova lo specchio e dall'altra parte il colpo di testa con Pietrangelo un po' a zonzo nella propria area di rigore. È proprio il colpo di testa, scusate questo gioco di parole per quanto riguarda Avellino, che ha cercato di riportare il risultato
in parità, come non è sostanzialmente dopo 3 minuti e 44 secondi dall'inizio della partita, quando in quell'occasione con Grippi aveva sbloccato il risultato la compagine trevigiana. Bebetigno sbaglia questo retropassaggio, l'intervento di Moliterno sicuramente non ringrazierà il giocatore numero 11, il proprio compagno di squadra, per avergli dato così questi problemi. È stato bravo Moliterno a non far passare il pallone, a intervenire quasi in scivolata sul giocatore della Came. Tiago Grippi, Juan Fran viene forse fermato irregolarmente, infatti è così, viene bloccato sul corpo cercando di saltare l'avversario Ugherani e guadagna il calcio di punizione dopo circa 6 minuti e mezzo dall'inizio della ripresa. Terzo fallo commesso dalla formazione allenata da Battista. Vediamo Daniel che parla con Tiago Grippi, alza la voce anche Roscia per cercare di dare indicazioni ai propri giocatori. Largo sulla sinistra, c'è Giappa sul primo palo nascosto. Juan Fran che ora si sposta, parte Daniel, la botta e la risposta di Moliterno, un po' troppo forse sul pallone, non troppo angolato, è andato dritto verso i piedi di Moliterno, angolo, e questa volta non arriva il pallone, però la chiusura di Tiago Grippi. Tiago Grippi trova il palo esterno della porta, difesa da Moliterno, ancora sussulti importanti in fase d'attacco per la Came Dosson. Dall'altra parte De Crescenzo pensa di poter guadagnare una rimessa laterale, non è così, perché l'arbitro decide di assegnare la rimessa laterale alla Came. Juan Fran all'indietro per Tiago Grippi, Ugherani, la carambola su testa, Daniel, Tiago, Daniel, su di lui c'è De Crescenzo che gli ruba il pallone, può ripartire quindi in velocità. Questa volta è Daniel a commettere il fallo e si guadagna anche l'ammonizione. Daniel, 3 per parte le ammonizioni. Come spesso succede nei secondi tempi, c'è un aumento vertiginoso del numero di cartellini. Ammoniti, lo ricordiamo, da una parte De Crescenzo Testa e Fabiano Assad, dall'altra parte Belsito, Giappa e appunto, come avete visto qualche istante fa, Daniel. Calcio di punizione sul punto di battuta, c'è Fabiano con lo numero 3, largo sulla destra, Mello, 2 giocatori che sono in grado di calciare dalla distanza, De Crescenzo e poi Cacà in area di rigore avversaria, parte Fabiano, il tiro, Pietrangelo e poi la carambola che non arriva tra i piedi di De Crescenzo. La fortuna questa volta assiste alla difesa della Came Dosson, che ha la possibilità quindi di riprendere in mano il gioco con Ugherani che cerca di mantenere il pallone a terra, con Cacà che si era portato in fase difensiva, lascia il campo a testa il numero 14 e De Crescenzo mette a terra il pallone, poi Juan Fran che non arriva, la chiusura, attenzione, porta sguarnita per un attimo, poi tutta velocità ci prova col sinistro Fabian Assada, ma c'era stata una situazione vantaggiosa per la formazione ospite che non era riuscita a trovare la possibilità di battere verso la porta sguarnita da Pietrangelo. Mancano 12 minuti e 25 secondi al termine del match molto gradevole tra due squadre che sono nei primi posti della classifica. Ugherani per Tiago Grippi, sulla destra per ancora Ugherani, sul tentativo da parte di Juan Fran che lo vediamo spostato già sulla sinistra, Ugherani sul punto di battuta,
all'indietro per Thiago Grippi, Juan Fran per Bessi, attenzione, Juan Fran tu per tu, con la chiusura da parte di Moliterno, però grandissima costruzione di questa triangolazione che ha portato a tu per tu il giocatore spagnolo davanti a Moliterno. Grandissima occasione costruita all'8° minuto esatto di gioco in questa ripresa da parte della formazione di casa. Giappa, il pallone che arriva tra i piedi di Juan Fran, porta vuota, non riesce a mettere il sinistro, appoggiare, quindi il pallone verso la porta e insaccare per il 3-1, risultato che invece rimane sul 2-1, partita apertissima con un risultato che non è ancora assolutamente deciso, con la Kame che avete, come potuto vedere, ha sciupato con Juan Fran 2 ottime occasioni per aumentare il proprio margine di vantaggio, ma il risultato che è appunto ancora di 2-1. È pronto Murillo a rientrare in campo, la chiusura di Thiago Grippi su Abate che si era portato al secondo palo, poi c'è una deviazione su questo tiro di Victor Melo con la rimessa dal fondo a favore del Sandro Abate Avellino, con Fantasele che dalla parte destra, diciamo, del fronte d'attacco della formazione campana prova a rimettere in gioco questo pallone, ancora per il solito tentativo da parte, intanto dall'altra parte Ugherani, la chiusura di Fabiano Assad, dicevo, sul solito tentativo da parte del numero 18 Victor Melo, però come avete potuto vedere dall'altra parte subito il ribaltamento di fronte, non c'è un attimo di sosta in questa partita. 11:21 al termine, Murillo per Thiago Grippi, il pallone alzato, la chiusura da parte di Fantaselle che porta avanti il pallone come spesso accade, colpo di testa di Assad in rincorsa e il pareggio di Fantasele, grandissima azione del Sandro Abate Avellino con il tiro a rimorchio da parte del numero 9 che trova il pareggio esattamente al 9° minuto della ripresa. E quindi il gol del pareggio, partita completamente riaperta, anche se avevamo detto poc'anzi non è che il vantaggio di 2-1 potesse dire che la Cam fosse favorita in questa partita. Infatti è arrivato il risultato di parità sul 2-0, ora siamo sul 2-2, ma davvero bella l'azione da parte della compagine ospite. Mancano ora 10 minuti e 53 con il pallone che viene lanciato verso nella zona dove c'era Juan Fran, ma non riesce il tentativo risolutore in fase difensiva. Vediamo se ha la forza la Came di rispondere, però deve fare attenzione al Sandro Abate Avellino, perché ha tutta la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Ma dall'altra parte c'è Murillo che alza sopra la traversa da buona posizione. Fantasele sale da Thiago Grippi, Fantasele, la chiusura sulla linea di porta da parte di Giappa, è come se fosse stato un gol segnato dal numero 12 Fantasele. È incredibile in questa fase della partita le giocate da parte del numero 9 del Sandro Abate Avellino. Ancora ci prova Victor Melo sotto porta e poi ripartire in contropiede, quindi la Came del Sonno con il jump dall'altra parte. Murillo, la chiusura, ancora Murillo, che futsal qui al Paladosson, un botta e risposta a viso aperto tra le due
vantaggio da parte della formazione di casa. Sul 3-2, quindi dopo 9 minuti e 50 secondi sono stati necessari appena 50 secondi perché la Camedosson si riportasse in vantaggio con questa fantastica azione di rimessa da parte della appunto compagine di casa, e quindi Murillo riporta il vantaggio. Ma abbiamo visto quanto grande, bel futsal spettacolare qui al Palla Dosson, ancora con Fantesele cerca di mettere il pallone in mezzo, De Crescenzo, la chiusura in fase difensiva da parte della Camedosson. Sembra di vedere quasi una partita di playoff, non una partita di regular season qui in terra trevigiana, tra due squadre che stanno giocando davvero a viso aperto, nessun tatticismo, tanta voglia di portare a casa l'intera posta in paglia. 3 punti importanti per la classifica. Fantesele, la chiusura di Belsito. 9 minuti e 42 al termine della partita. È aumentato ancora di più il livello di gioco da parte delle due squadre, con Cacà in possesso di palla. Ancora Fantesele, cercato il pallone di ritorno ancora per Cacà, la chiusura di Belsito, la rimessa laterale che comunque è ancora in zona d'attacco a favore della formazione campana, con il numero 17 Gianluca Cacà, spalle alla porta, cerca Gianluca, il destro provato dal numero 17 ancora del Sandro Abate Avellino. Cacà, Gianluca ci riprova ancora con questa costruzione di gioco la formazione ospite. Gianluca ancora per Cacà, metti il pallone a terra con l'esterno destro ma lo porta avanti troppo e la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco. 9 minuti e 10 secondi al termine della partita, 3-2, dal 2-0 al 2-2 e ancora successivamente sul 3-2. Giappa! Clamoroso Giappa di testa e l'intervento di Moliterno, grandissima la parata di Moliterno su questo tentativo di testa di Giappa, che rimane piegato per questa occasione sciupata. Grandissima l'isport dell'estremo difensore. Ancora Moliterno mette fuori il pallone dalla propria area di rigore su questo angolo a 8:50 dal termine. Grandissimo spettacolo. Murillo, pallone troppo lungo, pallone recuperato dagli uomini di Battista, circolazione di palla all'interno della propria metà campo col solito Victor Melo per De Crescenzo. De Crescenzo trova l'assistenza in Cacà, ancora con il tentativo di tocco da parte di Gianluca, con la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. 8 minuti e 38 secondi di gioco. Pallone che finisce fuori, De Crescenzo sbaglia tutto, De Crescenzo concede nuovamente il pallone alla Camedosson. Murillo all'indietro per Belsito, Murillo ancora per il giocatore argentino, il difensore porta avanti il pallone, Belsito! È il 4-2 di Belsito! Ha insistito, ha voluto portarsi avanti il pallone e ha trovato il gol. Belsito! Siamo sul 4-2 e quindi dopo il pareggio trovato al 9° minuto della ripresa dalla formazione ospite, la formazione di casa si è riportata in vantaggio di 2 reti. Ancora la girata da parte di Cacà, l'intervento sul primo palo di Pietrangelo. Stiamo vedendo tantissime azioni da una parte e dall'altra, grandissima partita, grandissima tecnica da una parte e dall'altra. La chiusura di Pietrangelo, che non vuole essere secondo a Moliterno in questa partita.
una partita sulla partita, diciamo, dentro la partita tra i diversi giocatori che compongono le due rose. Bertoni, Daniel si porta in avanti, Daniel per Bertoni, la scivolata da parte di Gianluca, intanto è rimasto a terra Victor Melo. Per Belsito si tratta del quinto gol stagionale per Murillo Scolquet, del 12ª marcatura in questa stagione. Diciamo che questa classifica speciale in testa ora c'è Grippi per quanto riguarda la Camme Dosson con 18 reti, poi Giappa con 17 e appunto Murillo Scolquet con 12. Hanno avanzato, diciamo, il loro record personale Pablo Belsito a 5 e Daniel Ramos a 2 reti. 4-2 il risultato a 7 minuti e 17 secondi. Bertoni per Daniel, un po' troppo indietro, però si gira e trova la parte esterna del palo, ma intanto c'è stata la richiesta del time out da parte della panchina della formazione ospite e quindi qualche secondo di riflessione su quello che è stato fatto, su quello che vedremo in questo match grandioso tra la Camme Dosson e il Sandro Abate Avellino. Si conclude il time out, mancano 7 minuti e 10 secondi al termine della partita, risultato di 4-2, 3 i falli commessi dalla formazione ospite, uno quello dalla compagine di casa. Lo speaker cerca di alzare il volume del tifo, la chiusura di Tiago Grippi su Kakà. Serie di sostituzioni, attenzione, portiere di movimento e quindi cerca il tutto per tutto in questa fase della partita coach Battista. Fantesele, vedete, con la maglia gialla, la chiusura di Ugherani con il tacco spettacolare. Oggi ne abbiamo viste veramente tante in questa partita di azioni, tecnicamente molto bella questa partita, come vi dicevo sembra quasi vedere il ritmo di una partita di playoff piuttosto che di una partita di regular season. Fantesele, autore di una, diciamo, sezione della partita davvero fantastica in cui l'aveva visto veramente alla grande in quella situazione. Kakà, Victor Mele, Gianluca è messo in difficoltà, cerca di alzare un po' il baricentro, poi torna indietro diciamo, il quartetto in fase difensiva della Camme. Belsito, c'è la rimessa in gioco e quindi rientra Moliterno, pallone lungo, Moliterno gli arriva proprio tra le mani, Gianluca rientra quindi Fantesele come portiere di movimento. Tiago Grippi stava per sottrarre il pallone al numero 9, mancano 5 minuti e 54 secondi. Kakà, Victor Melo. Kakà, Victor Melo.
I fischi da parte del pubblico di casa su questa circolazione di palla, con il power play da parte della formazione del Sandro Abate Avellino sul risultato di 4-2. Il pressing, il pallone che viene dato dall'arbitro alla Came Dosson, perché c'è stato un intervento regolare caduto a terra da parte di Dian Luca quando mancano 5 minuti e 29 secondi al termine della partita. Murillo si stacca dal punto di battuta, cede l'incombenza quindi a Tiago Grippi. Murillo per Bertoni, Giappa, bella la triangolazione, Murillo, e sul secondo palo Bertoni non riesce a trovare il 5-2. Non è la prima volta in questa partita che c'è questa possibilità di staccare sul +3, diciamo così. Il risultato a favore della Came. Victor Melo, il fallo questa volta commesso da Tiago Grippi sul numero 11 Bebetigno. La chiusura subito dall'altra parte dello stesso Tiago Grippi che mette il pallone fuori, pallone che arriva tra i piedi di Victor Melo. E solita circolazione di palla e la chiusura. Questa volta la fortuna assiste la Came Dosson. Fantesele, pallone per Gianluca, ci prova ancora un doppio tentativo di Fabiano Assad, ma la chiusura ottima di Belsito. Fantesele, circolazione di palla veloce, ci riprova ancora Bebetigno. Fantesele dall'altra parte, attenzione, esce Pietrangelo e vediamo Bertoni col pallone che è calciato un po' troppo a banana, per così dire, colpito un po' troppo d'interno dal numero 15, e riprende quindi il gioco, la possibilità in fase d'attacco con power play da parte di Sandro Abate Avellino. Possesso ancora di Fabiano, la chiusura di Ugherani, ma quando il pallone era già uscito, o meglio messo fuori dal numero 8 della Came Dosson. Mancano 4 minuti, poco meno ormai, al termine della partita, con il 4-2, col tentativo del portiere di movimento della formazione campana. È messo fuori Ugherani, Giappa colpisce di testa Victor Melo, si è trovato sulla traiettoria, ma c'è il time out chiamato dalla formazione di casa. Silvio Roscia vuole così tirare le fila in questa ultima parte della partita, col risultato di 4-2 e con i 3 minuti e 40 al termine del match. 12,99, ospiti 368. Time out. Dove c'è il cane bianco? Dove c'è il cane bianco? E si riprende quindi il gioco dopo questo time out. Vedremo quale sarà, diciamo, la soluzione tattica scelta durante il time out da Silvio Roscia. Tiago Grippi, circolazione di palla, evidentemente Belsito che però
la spara subito, aveva tentato con il portiere di movimento, con Murillo, ma abbiamo visto che la soluzione è stata completamente disattesa dai propri giocatori. Rientra in campo come portiere di movimento invece dall'altra parte Fanteselle, che lo vediamo ora in possesso di palla. Fanteselle, Kakà, ancora Fanteselle, vediamo che Belsito mette il pallone fuori, Kakà, cade a terra Tiago Grippi, l'arbitro fa proseguire la chiusura sul primo palo con i pugni da parte di Pietrangelo, che si fa male, e quindi l'assistenza da parte del fisioterapista della Camedosson, che entra in campo per assistere appunto al numero 1 della formazione di Silvio Roscia, che sicuramente non sarà contento di quello che abbiamo visto in precedenza con Murillo, che non è stato servito, messo in campo da Silvio Roscia come portiere di movimento. Un problema all'occhio, evidentemente è stato colpito dal pallone, o non so bene, perché era talmente veloce la traiettoria del tiro scoccato dal giocatore avversario, che onestamente non ho capito cosa possa essere successo all'occhio destro di Pietrangelo, che comunque si rialza a 2 minuti e 58 dal termine della partita sul 4-2. Per quanto riguarda i falli, 3 sono stati commessi dagli ospiti, 2 dai locali. Fabiano, Kakà, Fanteselle, circolazione di palla e il gol trovato da Kakà a 2:45, il 4-3 di Kakà, ha trovato il pertugio, questa volta libero Kakà sul secondo palo per mettere il pallone in rete. Si riprende il gioco, bel sito, Murillo, Pietrangelo, colpo di testa di Giappa, ma attento ancora una volta sui propri pali Moliterno, pallone che esce e deve mantenere il più possibile il possesso di palla la Camedosson, se non vuole avere sempre l'incubo di dover gestire il portiere di movimento avversario. Vediamo Tiago Grippi, il pallone calciato in avanti, Kakà lo mantiene, esce Moliterno, rientra e quindi ci sarà ancora da soffrire. Rientra in campo Fanteselle, quindi il portiere di movimento, e vediamo che è finito fuori il pallone e quindi ci sarà la rimessa in gioco con Pietrangelo. L'intervento in scivolata da parte del numero 18 Victor Melo, è rientrato in campo ovviamente Moliterno, pallone per Murillo che calcia e guadagna però un corner, e questo vuol dire secondi preziosi per la formazione della Camedosson. L'intervento difensivo di Dian Luca, ora ci riprova nuovamente Tiago Grippi e c'è l'angolo, no, cambiano decisione gli arbitri, e però poi c'è il rilancio sbagliato da parte di Moliterno con Pietrangelo che è pronto a dare con le mani a Giappa, mantiene il pallone per un attimo Kakà, autore della terza rete del 4-3 del gol della Speranza per la formazione del Sandro Abate. 1 minuto e 42. Eccolo qui il tentativo nuovamente sulla destra del Sandro Abate Avellino, non riuscito questa volta la percussione sulla destra di Victor Melo. Pallone di Kakà, colpisce di testa all'indietro
per Moliterno, mancano 90 secondi al termine, con il pallone che ora è gestito da Diana Luca e Fantesele, sempre sul settore di centro-sinistra a gestire il pallone. Eccolo qui Fantesele, il pallone che ora viene calciato proprio dal portiere di Movimento, che riceve la posizione a Moliterno, e la chiusura dall'altra parte, da parte di Diana Luca. Bel sito, Giappa prova a girarsi, è la grandissima parata di Moliterno, vuole abbassare assolutamente i ritmi. Silvio Rocha, Juan Fran viene ricacciato in panchina su richiesta del cronoman da parte appunto del cronoman da parte di Rocha. Bel sito, la chiusura da parte di Moliterno, l'arbitro giudica falloso l'intervento di Belsito sul portiere, e quindi ci sarà questa ulteriore occasione da parte della formazione ospite a 48 secondi dal termine, una delle ultime occasioni per il Sandro Abate Avellino per pareggiare e riequilibrare la partita. Pallone gestito e fatto circolare con Ugarani che non riesce a recuperare il pallone, se lo porta all'indietro ancora con Diana Luca per il numero 18, parte il tiro, la chiusura di Pietrangelo sul tentativo di Victor Melo, ancora all'indietro per Fantesele per Diana Luca, ancora sulla destra il pallone calciato fuori dalla propria, diciamo, tre quarti campo da Tiago Grippi. E Kakà, ancora Fantesele, gira la palla ma finisce fuori, mancano 10 secondi al termine, siamo sul 4-3 con la Camedo, sono in possesso di palla, pallone calciato lungo, l'intervento in rimessa laterale, concede la rimessa laterale Victor Melo, mancano 7 secondi, Tiago Grippi all'indietro per Belsito, il pallone che finisce fuori, la rimessa in gioco a favore della Camedo Son quando mancano 2 minuti e 8 decimi alla fine di questo match. Siamo pronti qui al Paladosson con il pubblico che si alza a vedere la conclusione di questa partita, di questa bellissima partita, la chiusura di Giappa col colpo di testa, e arriva il finale di questo match tra la Camedosson e il Sandro Abate Avellino. Grandissima partita tra le due squadre, con il successo complessivamente meritato dai padroni di casa, che hanno collezionato davvero molte azioni per realizzare diverse marcature, e comunque si conclude col risultato di 4-3. Ripieghiamo i nomi dei marcatori: l'1-0 di Grippi, il 2-0 di Daniel, il 2-1 di Gianluca, il 2-2 nella ripresa di Fantesele, il 3-2 di Murillo, il 4-2 di Belsito, e negli ultimi minuti con il portiere di Movimento la rete del definitivo 4-3 di Kakà. Bene, è veramente tutto da Andrea Martucci, e a questo punto vi do appuntamento al prossimo match casalingo della Camedosson. Un a risentirci a tutti voi, e rimanete sempre collegati con i social del PMG Sport.